Io sono cattolico, però mia moglie è protestante. Io e lei siamo come quelle coppie in cui uno ha la tessera del Carrefour, l'altro dell'S lunga, così approfittiamo di tutte le offerte, non si sa mai. E poi, nell'aldilà, se Dio è cattolico usiamo la mia, se è protestante usiamo la sua, se c'è Buddha siamo fregati, però insomma ci abbiamo provato. Quindi vabbè, non ci sono grandi differenze fra cattolici e protestanti. Per esempio, se andate in una chiesa protestante, hanno la croce, però non hanno il crocefisso. Loro dicono, beh, ma è risorto, mica deve stare... Però a noi cattolici piace vedere Gesù morto, sanguinante, con l'occhio a mezz'asta. Siamo affezionati, insomma, le salvifiche piaghe, il preziosissimo sangue, se no non ci sembra neanche di stare in chiesa, insomma. Quindi siamo un po' diversi. E un'altra cosa, mia moglie, come tutti i protestanti, non hanno i santi. Lei prega tanto, ma prega Dio, parla direttamente con Dio. E io le dico, ma dai, ma non ti ascolta, è impegnato, è il CEO, ma secondo te ha tempo? Per questo noi cattolici abbiamo tutta una filiera di santi, i manager che servono a filtrare le richieste. Di solito si parte col santo del vostro nome, cioè a meno che i tuoi genitori non ti abbiano chiamato Dylan, e allora vabbè, però insomma... oppure un altro santo potente è l'area manager, il patrono del comune di nascita, secondo me, non di residenza. Cioè, se siete di Bari e vivete a Milano, San Nicola, ma tutta la vita San Nicola, Sant'Ambrogio non vi ascolta neanche. Non dico che sia razzista, però un po' sì, dai, un po' non vi ascolta, insomma. L'importante è avere un santo ammanicato che riesca a conoscere qualcuno nel consiglio di amministrazione, così siete a posto. Infatti, se avete esperienza di chiesa, spesso i preti prescrivono 3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria, perché è la triplice copia. La prima è la copia cliente che resta a voi, la seconda si protocolla, la terza va al consiglio di amministrazione che, se c'è budget, la approva. Se c'è budget, però l'ideale sarebbe avere l'aggancio con la Madonna, perché ecco, una cosa bellissima di noi cattolici è il cattolicesimo è perfetto per la società italiana così mammona. A noi piace la Madonna, cioè abbiamo Dio uno e trino, noi preghiamo solo la Madonna, che non è neanche una dea. Cioè io mi immagino quando preghiamo Dio e Gesù che si guarda e dico, ma chi stanno pregando? Gesù? La mamma? Non lo so. Cioè, voglio dire, Maria, che insomma è una giovane mamma che ha vissuto in Palestina una vita anche dura, ora dovrebbe godersi il paradiso e la pensione, e invece noi la costringiamo a tirare avanti la baracca, deve apparire ogni tanto in posti improbabili, piangendo, meglio se piange. D'altronde se ogni settimana ti fai Paradiso, Meggiugori, non è che insomma tanto allegro non sei. E poi ha una radio dedicata a lei per promuovere il brand, che io ascolto. Grazie. Una radio che io ascolto spesso perché mi serve materiale, e su Radio Maria tempo fa parlavano dell'anticristo che verrà, data da destinarsi, quindi non preoccupatevi, però non hanno ancora stabilito, però ci proteggerà, non siamo al sicuro. Chi ci proteggerà? Dio? No. Gesù? No. Maria, la Madonna, è sempre lei. Cioè, io mi immagino l'anticristo che arriva, bussa, c'è Gesù che starà facendo la PlayStation, mamma è per te, cioè neanche si alza, non la considera, siamo un po' così. E la cosa più mammona che facciamo è il rosario. Io non lo facevo da tempo, però sono stato recentemente a un funerale, quindi male, però non era il mio, quindi non malissimo, poteva andare peggio. C'era il morto ed è arrivato un prete, ha detto, io se permettete farei un bel rosario. E dico, beh, in effetti ora la scienza medica a questo punto aveva fallito, alziamo le mani, proviamo. È il tuo momento, quindi vai di preghiera. E io non dico sprecato, però sparato una 50ina di preghiere, tutte alla Madonna, chiamandola con ogni nome: Rosa mistica, fortezza inespugnabile, che suona meglio di vergine, poi ti immagini anche, ti immagini San Giuseppe davanti a questa fortezza inespugnabile, cioè, inespugnabile. Conforto dei migranti, a un certo punto, questa non so se Salvini la conosce, ma è anche Conforto dei migranti, è così. L'abbiamo chiamata così. Poi alla fine di tutto, siccome il defunto era stato anche un carabiniere, abbiamo letto la preghiera per l'area manager, il patrono dei carabinieri, che indovinate un po' chi è? La Madonna, Maria. Amica delle guardie,
Non so, penso sia così. Quando prendo in giro la mia religione dicono, cioè, a me piace, però alcuni dicono no, scherza con i fanti, ma lascia stare i santi. Ma dai, ma secondo me i santi, cioè, hanno avuto la metà di loro delle morti orribili, sono in paradiso, ma saranno tranquilli. Chi è che si offende? Gesù, ma anche Gesù non credo, cioè Gesù si è preso la crocifissione, l'ha presa come un signore, mancava poco che ringraziasse, ha perdonato tutti, cioè ha le spalle larghe, insomma non credo che si offenda. Poi dovrà tornare un giorno a fare il giudizio universale. Io non me lo vedo Gesù che scende, dice volevo risuscitarti, però hai preso in giro il rosario che piace tanto a mamma, quindi devi morire, brutto, pelato, infame. Cioè, magari andrà così, sarò deluso, sarò anche dannato, però insomma sarò un po' deluso. C'è una cosa in realtà che anche a me dà un po' fastidio, lo confesso, le bestemmie. Non è che mi offendono, non sono Dio, cioè non è che per me, so il mio posto, però sono volgari, non mi piacciono. Però la cosa che mi piace ancora meno sono le mezze bestemmie. Cioè è una roba che non so, quelle cose del tipo porco due, porco zio, ma che è? Ma qual è la logica? Cioè, secondo te esiste Dio, creatore dell'universo, di tutte le cose visibili e invisibili, principio e fine, alfa e omega, signore del tempo, secondo me sta lì e dice ma chi sarà mai questo orco io? Non lo so. E questa Madosca? Gesù, ma tu... Madosca. Gesù, ma tu la conosci questa Madosca? Mamma, è per te. Grazie, sono Luca Cupani.